Proclamata per domani 5 maggio una giornata di lutto in tutto il Veneto per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi che si terrà a Padova nella Basilica di Santa Giustina. Bandiere a mezz'asta esposte da tutti gli uffici regionali. È la decisione del presidente della giunta regionale Alberto Stefani che parteciperà ai funerali. Zanardi, ha dichiarato Stefani, è stato un modello e un'ispirazione per generazioni di giovani e di persone a cui la vita riserva difficoltà. Alessandro Leone Zanardi, detto Alex, bolognese, ha scelto il Veneto per viverci e ha trasformato, ha proseguito Stefani, la regione in una terra depositaria del grande messaggio. Anche nelle avversità l'ultima parola spetta sempre all'uomo e alla sua forza di volontà. Zanardi, mancato all'età di 60 anni, è stato un pilota automobilistico, ma il 15 settembre del 2001 la sua vita è radicalmente cambiata. Durante una gara del campionato kart in Germania ha perso improvvisamente il controllo della vettura, che è stata centrata da quella del pilota Alex Tagliani. L'incidente gli costò l'amputazione di entrambi gli arti inferiori, 16 operazioni chirurgiche e 7 arresti cardiaci. Zanardi non si fermò, continuò a fare sport da paraciclista. La sua partecipazione alla Venice Marathon ha fatto da esempio e spronato tanti portatori di disabilità a diventare atleti. Sentite questa intervista rilasciata nel 2011 in occasione della 26esima edizione della Maratona Veneziana. Gli amici della Venice Marathon sono veramente molto laboriosi, sempre in cerca di migliorare il loro evento al quale ovviamente vogliono tanto bene e di dargli una valenza e un connotato sempre più sociale. Ci sono riusciti molto bene con queste rampe che rendono la città molto più accessibile di quanto in realtà non sia già comunque, per un periodo di tempo che non si limita soltanto al fine settimana della Maratona di Venezia, maratona che io considero di casa, che è il terzo anno che affronto, ci arrivo veramente dal garage di casa mia alla partenza di Stra e se gli anni passati l'ho fatto da solo, quest'anno lo farò in compagnia perché ho voluto fare coincidere una cosa per me molto speciale come farla assieme ad un amico che io trainerò, al quale ho costruito una sedia a rotelle da corsa e che appunto ho deciso di agganciare alla mia handbike. Lui si chiama Francesco Canali, ha contratto la SLA, la sindrome laterale amiotrofica, quindi da ex sportivo ha deciso di cancellare davvero con caparbia quell'ex e continuare a fare sport a modo suo e questo in questo fine settimana avverrà attraverso il sottoscritto. Io sono molto orgoglioso di questa cosa perché credo che in questo momento di grande difficoltà per il mondo, non soltanto per il nostro paese, avere persone come Francesco che lanciano esempi di tale determinazione nell'utilizzare al meglio il tempo che ci è concesso in questa vita, senza scuse, ma con grande entusiasmo, a dispetto di è molto importante, illuminante. Credo che sarà un bel segnale per tanti e quindi mi auguro di arrivare qui a Venezia in un tempo molto buono assieme a Francesco per poter festeggiare. Con Alex Zanardi, ha commentato il presidente del Consiglio regionale del Veneto Luca Zaia, se ne va un campione immenso, nelle piste, nell'handbike e nello sport paraolimpico, ma soprattutto se ne va un uomo che ha saputo parlare al cuore delle persone con il suo sorriso, la sua leggerezza, la sua straordinaria umanità.